Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Finalmente tra noi, caro Don Lorenzo, bentornato, e anche ai tuoi genitori, la sorella, la famiglia. Attesa davvero questa prima messa tra noi. Prima di cominciare è necessaria una composizione di luogo. Sono passati un po' di mesi e forse è meglio aiutarti a ricordare dove ti trovi. Anzitutto guarda attorno a te. C'è questa famiglia che ti ha conosciuto in un momento particolare del proprio cammino, quando tu arrivasti, Don Silvano, sul monte fu rapito in alto. Ti inseristi in una comunità visitata dalla sofferenza e insieme carica di una grata memoria. Questa comunità ti ha accompagnato per un pezzetto di strada, gli ultimi passi verso il sacerdozio. Questo non è ora più il tuo gregge, sei pastore altrove, ma porti l'odore anche di queste pecore, soprattutto dei giovani. Ed ora guarda davanti a te, alza lo sguardo. Quando ricevuto l'ordine del diaconato salisti a questo altare, volgendoti verso i fedeli, ti accorgesti di quella grande vetrata istoriata, attraverso la quale la figura di Cristo Re irrompe luminosa e potente sulla nostra Chiesa. Chi celebra ha sempre Lui davanti agli occhi. Proprio così. Da quando sei diventato sacerdote, Gesù, crocifisso e risorto, ce l'hai ancor più davanti agli occhi del cuore, ancor più luminoso. Ed ora guarda sopra di te. Se alzi il capo, vedi una barca. Tiziano era un pastore che sapeva andare controcorrente. Ha guidato il popolo di Dio in tempi difficili. Cito parole d'altri che calzano. Essere prete nella società di oggi è l'atto più controculturale che si possa immaginare. Forse è uno dei motivi per cui è così interessante. San Tiziano ti sostenga. Infine osserva dietro di te la grande pala centrale. Ricorda che questa Chiesa Madre è dedicata a lei, Santa Maria Assunta. Ella ti protegga e vegli su di te. A lei ti affidiamo. Don Graziano sa tante cose, infatti ha toccato i tasti giusti, grazie. Posso dire che non mi sono dimenticato questa comunità, assolutamente. Sicuramente è vero, l'odore delle pecore, l'odore di questo gregge in particolare mi ha formato, mi ha plasmato, con gli eventi che voi conoscete, che sono successi negli ultimi anni. Siamo qui oggi per celebrare l'Eucarestia nel giorno della festa, dell'ascensione del Signore, la quale ci ricorda che la nostra umanità, quell'umanità che ha rivestito Gesù nel Natale, oggi è entrata nel seno di Dio e con essa anche ciascuno di noi può sperare di vivere per sempre in Lui. Apriamo allora il nostro cuore a ricevere la sua misericordia, perché senza di essa noi non possiamo arrivare lassù, non possiamo fare centro. Chiediamo perdono dei nostri peccati. Christe
Preghiamo. Esulti di santa gioia la tua Chiesa, o Padre, per il mistero che celebra in questa liturgia di lode, poiché nel tuo Figlio asceso al cielo la nostra umanità si è innalzata accanto a te e noi, membra del suo corpo, viviamo nella speranza di raggiungere Cristo nostro Capo nella gloria. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dagli Atti degli Apostoli. Nel primo racconto, o Teofilo, ho trattato di tutto quello che Gesù fece e insegnò dagli inizi fino al giorno in cui fu assunto in cielo, dopo aver dato disposizioni agli Apostoli che si era scelti per mezzo dello Spirito Santo. Egli si mostrò a essi vivo, dopo la sua passione, con molte prove, durante 40 giorni, apparendo loro e parlando delle cose riguardanti il regno di Dio. Mentre si trovava a tavola con essi, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere l'adempimento della promessa del Padre. Quella, disse, che voi avete udito da me. Giovanni battezzò con acqua, voi invece, tra non molti giorni, sarete battezzati in Spirito Santo. Quelli dunque che erano con lui gli domandavano: Signore, è questo il tempo nel quale ricostituirai il regno per Israele? Ma egli rispose: non aspetta a voi conoscere tempi o momenti che il Padre ha riservato al suo potere, ma riceverete la forza dello Spirito Santo che scenderà su di voi e di me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino ai confini della terra. Detto questo, mentre lo guardavano, fu elevato in alto e una nube lo sottrasse ai loro occhi. Essi stavano fissando il cielo mentre egli se ne andava, quando ecco 2 uomini in bianche vesti si presentarono a loro e dissero: uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo Gesù, che di mezzo a voi è stato assunto in cielo, verrà allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Parola di Dio. Popoli tutti, battete le mani, acclamate Dio con grida di gioia, perché terribile è il Signore, l'Altissimo, grande Re su tutta la terra. Ascende Dio tra le acclamazioni,
il Signore al suono di tromba. Cantate inni a Dio, cantate inni al nostro Re, cantate inni. Perché Dio è Re di tutta la terra. Cantate inni con arte. Dio regna sulle genti. Dio siede sul trono santo. Dalla lettera dell'Apostolo Paolo agli Efesini. Fratelli, io prigioniero a motivo del Signore vi esorto. Comportatevi in maniera degna della vostra chiamata che avete ricevuto, con ogni umiltà, dolcezza e magnanimità, sopportandovi a vicenda nell'amore, avendo a cuore di conservare l'unità dello Spirito per mezzo del vincolo della pace. Un solo corpo e un solo Spirito, come una sola è la speranza alla quale siete stati chiamati, quella della vostra vocazione. Un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo. Un solo Dio e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, opera per mezzo di tutti ed è presente in tutti. A ciascuno di noi, tuttavia, è stata data la grazia secondo la misura del dono di Cristo. Per questo è detto: asceso in alto, ha portato con sé prigionieri, ha distribuito doni agli uomini. Ma cosa significa che ascese, se non che prima era disceso qua giù sulla terra? Colui che discese è lo stesso che anche ascese al di sopra dei cieli, per essere pienezza di tutte le cose. Ed egli ha dato ad alcuni di essere apostoli, ad altri di essere profeti, ad altri ancora di essere evangelisti, ad altri di essere pastori e maestri, per preparare i fratelli a compiere il ministero, allo scopo di edificare il corpo di Cristo, finché arriviamo tutti all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, fino all'uomo perfetto, fino a raggiungere la misura della pienezza di Cristo. Parola di Dio. Andate e fate discepoli tutti i popoli, dice il Signore. Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo.
Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù apparve agli 11 e disse loro: andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. Questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono. Nel mio nome scacceranno demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano serpenti e se berranno qualche veleno non recherà loro danno. Imporranno le mani ai malati e questi guariranno. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che la accompagnavano. Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. Dove eravamo rimasti? Ah sì, era il 24 ottobre 2020, giorno dell'ordinazione presbiterale mia e di Don Claudio qui in cattedrale, e ci eravamo lasciati con l'appuntamento di vederci la domenica dopo, per la prima messa, cosa che non è mai successa. Personalmente ho sentito un certo distacco da voi, senza la possibilità di celebrare l'Eucarestia, di salutarvi. E questo distacco è durato fino a oggi, provvidenzialmente festa dell'ascensione del Signore. Allora forse questa è la chiave con cui possiamo comprendere anche le letture di oggi. Sappiamo l'ascensione del Signore, l'abbiamo detto prima, è l'umanità nostra rivestita da Cristo che entra e cambia per sempre l'identità di Dio. Eppure oggi vorrei entrare in questo mistero proprio attraverso questa parola, distacco. Perché distacco è ciò che in fin dei conti hanno vissuto gli apostoli, quando vedono Gesù che materialmente si distacca da loro e si allontana per sempre, per certi versi. È vero, come abbiamo cantato nel Salmo, egli ascende tra grida di gioia, ma forse sentono quel distacco inizialmente. La nostra vita è piena di distacchi, lo sappiamo. Fin dal primo momento, quando materialmente siamo distaccati dal corpo della mamma, materialmente attraverso quel taglio del cordone ombelicale, e poi con lo svezzamento, un altro distacco, finché la vita ti mette di fronte a vari momenti di distacco. Ne cito uno, per esempio quello che ha vissuto questa comunità 3 anni fa, il distacco da Don Silvano, così improvviso e doloroso. Ma ognuno di noi ha a casa delle fotografie di propri cari, dai quali la vita ha chiesto un distacco. Perché? Perché questo? Possiamo dire che c'è una pedagogia del distacco nella nostra vita, è una lezione che si impara lungo tutta una vita, fino all'ultimo momento, all'ultimo giorno in cui ci distaccheremo completamente dalle relazioni, dalle cose. Il sudario non ha tasche, ama dire Papa Francesco, da tutto ciò che abbiamo amato, costruito. Allora o la vita è crudele, oppure c'è una lezione importante, un tesoro, una perla dentro tutto ciò. Ma oggi ci chiediamo, è possibile anche un distacco da Dio?
E perché? In fin dei conti è quello che vivono gli apostoli. Per 3 anni Gesù, il Figlio di Dio, costruisce intesse relazioni con loro per poi distaccarsi da loro. È paradossale. Perché, Signore? E in fin dei conti il tempo della Chiesa dopo l'ascensione è quello che viviamo anche noi oggi. Forse vorremmo anche noi fare come Tommaso, che tra la Pasqua e l'ascensione in quei 40 giorni ha potuto toccare con mano il corpo del risorto. Oppure vorremmo fare come gli apostoli che hanno mangiato il pesce arrostito insieme a Gesù, faccia a faccia. Oppure come Pietro che fa quella passeggiata sul mare di Galilea e si sente dire parole dolci e forti. Mi ami tu, Simone? Anche noi vorremmo questo contatto e invece viviamo il tempo dopo l'ascensione. C'è un distacco tra noi e Dio, è inutile negarlo, c'è una distanza, la sentiamo. Ma forse c'è anche una lezione qui dentro, in questo vuoto. C'è una perla che il Signore colloca. Potremmo dirlo così, in una tensione irriducibile tra distacco e nuova pienezza. Dice così la lettera agli Efesini che abbiamo ascoltato. Colui che discese è lo stesso che anche ascese al di sopra di tutti i cieli per essere pienezza di tutte le cose. Noi siamo cristiani, abbiamo bisogno di comprendere questa pedagogia di Dio. Egli ci mostra la via del distacco progressivo per donarci una pienezza nuova, che man mano si fa spazio in noi. Com'è questa pienezza che il Signore ci dà in questo distacco? Possiamo raccogliere qualche dato dalle letture che abbiamo ascoltato. La prima è questa. Nel distacco Gesù invita alla missione, cioè invita a prendere consapevolezza e a camminare nella propria fede, testimoniando la nostra fede lì dove viviamo. Per usare l'immagine del bambino che facevo prima, la mamma, il papà, per far camminare il bambino deve fare qualche passo indietro, lasciare che si crei un vuoto, una distanza, perché il bambino possa camminare, cadendo magari a volte. Quella distanza è ciò che fa il Signore con noi. Nella vita progressivamente fa dei passi indietro perché noi possiamo prendere consapevolezza della nostra fede, testimoniarla. La cosa speciale, spettacolare potremmo dire, è che proprio mentre io testimonio la mia fede nell'ambiente in cui vivo, sperimento la sua presenza, la presenza del Signore risorto. Vi è mai capitato di trovarvi in una situazione, dire la propria fede e sentire che il Signore è lì con voi? È quello che succede alla fine del Vangelo, che dice: allora essi predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro. In questo distacco sentiamo in modo misterioso questa pienezza del Signore che ci accompagna mentre lo testimoniamo. Ma oltre all'invito alla missione c'è un altro segno di pienezza che oggi viviamo qui. Dice la lettera agli Efesini che a ciascuno è dato un dono particolare, un carisma, un dono dello Spirito. Se Gesù non avesse fatto un passo indietro, non sarebbero stati possibili forse i carismi nella Chiesa. Io non sarei sacerdote oggi, perché tanto c'era Gesù. Che bisogno c'è di un pastorino quando c'è il pastore? E invece sono qui oggi perché lui ha fatto quel passo indietro. Così anche il catechista, ci sono delle catechiste qui. Il Papa sta istituendo il ministero del catechista, perché noi possiamo fare dei passi, vivere la missione concretamente, ma anche la mamma e il papà che testimoniano concretamente la fede, educano alla fede i propri figli. Se Gesù non avesse fatto quel passo indietro, probabilmente questo non sarebbe servito. Oggi viviamo il mistero del distacco e della pienezza di Dio insieme, in modo irriducibile. Certo, Signore, ma dove vanno tutte quelle cose da cui ci distacchiamo? Pazienza alla pienezza che ci dai tu, ma quelle relazioni, quelle cose, quegli eventi, dove vanno a finire?
Qui ci consola San Paolo, ci dà speranza, perché ci dice che mentre la nostra dimora terrena si va disfacendo in un continuo distacco, cresce, si edifica una dimora nei cieli. Oggi Gesù ci dice: non temete il distacco, tutto troverete intatto e trasfigurato nel giorno senza tramonto. Credo in un solo Dio, il Signore Gesù, vincitore della morte, siede alla destra del Padre e intercede come avvocato e mediatore per tutti gli uomini. Animati da questa fede, invochiamo la divina misericordia. O Signore Gesù, tu sei stato elevato in cielo alla destra di Dio Padre. I pastori che tu ci hai mandato sperimentino anche oggi i prodigi che accompagnarono la prima semina del Vangelo e siano padri nella fede e costruttori di vere comunità. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Padre. Ti ringraziamo, Signore, per aver scelto Lorenzo come operaio per la tua messe. Fa che continui sempre ad annunciare il tuo amore infinito, con la stessa freschezza con cui hai risposto alla tua chiamata. Noi ti preghiamo. Ti ringraziamo, Signore, per i genitori di Don Lorenzo, per averlo cresciuto e accompagnato nella scelta d'amore più grande, dedicare la propria vita a Dio e ai fratelli. Per la loro generosità siano ricompensati con gioie e benedizioni. Ti invochiamo, Signore, per tutte le famiglie. Lo Spirito Santo sostenga i genitori nel difficile compito educativo. Guidi i loro gesti e ispiri le loro parole, affinché ogni figlio trovi la propria vera vocazione.
Noi ti preghiamo. Ti preghiamo, Signore, di non stancarci di chiamare ancora oggi tanti giovani a lavorare nella tua vigna, affinché cresca in mezzo a noi il tuo regno. Noi ti preghiamo. Ti ringraziamo, Signore, per averci fatto conoscere Don Lorenzo e per essere qui oggi, felici di accoglierlo alla sua prima messa in mezzo a noi. Ti chiediamo, Signore, di accompagnarlo durante il suo cammino e di mantenere vivo in lui il nostro ricordo. Noi ti preghiamo. Per le nostre comunità, perché come quest'oggi si sentano sempre unite e in relazione e non perdano di vista la strada tracciata da una fede autentica. Noi ti preghiamo. Ascoltaci. Signore Gesù, come un giorno hai chiamato i primi discepoli per farne pescatori di uomini, così continua a far risuonare anche oggi il tuo dolce invito: vieni e seguimi. Dona ai giovani la grazia di rispondere prontamente alla tua voce. Aiutali a custodire e coltivare la vocazione che hai donato loro fin dal battesimo, perché tutta la loro vita sia un canto di gratitudine alla tua fedeltà. Noi ti preghiamo. La pandemia ci sta segnando con sofferenze fisiche, spirituali ed economiche. Aiutaci, Signore, a ritrovare la speranza, a non lasciarci vincere dall'egoismo, dalla solitudine, dallo scoraggiamento. Fa che possiamo essere uomini e donne senza paura, capaci di andare incontro a coloro che sono nel bisogno, promuovendo iniziative che guardino al bene comune. Noi ti preghiamo. O Padre, che hai risuscitato Gesù dai morti e lo hai costituito Signore dell'universo, riconosci la sua voce nella nostra preghiera e dona a ogni uomo di cooperare all'avvento del tuo regno. Per Cristo nostro Signore. Amen. Canto di offertorio Ave Maria Verbum Panis, numero 24 del libretto verde. Ave
Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito nel nome di Cristo, offra il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, o Padre, il sacrificio che ti offriamo nella mirabile ascensione del tuo Figlio, e per questo santo scambio di doni fa che il nostro spirito si innalzi alla gioia del cielo. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, il Signore Gesù, Re della gloria, vincitore del peccato e della morte, oggi è salito al cielo, contemplato dagli angeli, mediatore tra Dio e gli uomini, giudice del mondo e Signore dell'universo, ci ha preceduti nella dimora eterna, non per separarsi dalla nostra condizione umana, ma per darci la serena fiducia che dove è Lui capo e primogenito, saremo anche noi, sue membra, uniti nella stessa gloria. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, anche gli angeli e i santi cantano senza fine l'inno della tua gloria. Veramente santo sei tu, o Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito,
prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri, San Tiziano e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Corrado, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno glorioso dell'Ascensione, in cui Cristo è stato costituito Signore del cielo e della terra. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, cantiamo insieme. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Canto di comunione, sono qui a lodarti, numero 128. Illumina
Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che alla tua Chiesa pellegrina sulla terra fai gustare i divini misteri, suscita in noi il desiderio del cielo, dove è innalzato l'uomo accanto a te nella gloria, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Nel giorno in cui Cristo è asceso nella gloria e ci ha aperto la via del cielo, Dio vi riempia della sua benedizione. Cristo, che dopo la sua risurrezione apparve visibilmente ai suoi discepoli, si mostri a voi misericordioso quando verrà come giudice. Voi che riconoscete Cristo assiso alla gloria del Padre, possiate sperimentare la sua presenza in mezzo a noi sino alla fine dei secoli. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Glorifichiamo Dio con la nostra vita, andiamo in pace. Rendiamo grazie a Dio. Ed ora ci mettiamo a sedere. Come possiamo immaginare, non è possibile creare aggregazioni ulteriori in altri luoghi, allora è questo il momento adesso di qualche parola, di qualche scambio di segni, di saluti. Don Lorenzo, ti invitiamo a venire qui davanti e il canto solenne finale lo riserviamo poi alla conclusione. Ecco, dunque ci siamo. Abbiamo celebrato questo momento, ma c'è ancora qualcosa da aggiungere. E allora passo la parola anzitutto alla rappresentanza ufficiale della parrocchia di Ceneda e della parrocchia di Salsa. L'organista. Sì. Carissimo Don Lorenzo, quando ci siamo trovati per organizzare questa celebrazione, Don Graziano, da buon tessitore della rete di relazioni di questa nostra comunità, ci ha aiutato a condividere e suddividere i vari compiti per ciascuno di noi. Oltre agli aspetti organizzativi, quanto mai opportuni, abbiamo avuto la percezione che la cosa più importante da capire e su cui riflettere era un'altra. C'erano e ci sono delle domande fondamentali da farsi e su cui riflettere. Chi è il sacerdote oggi per me? Per ciascuno di noi, per la nostra comunità? Come far sì che la nostra strada si lasci illuminare dalla luce di una vocazione sacerdotale? Come accogliere questo immenso dono di Dio per noi, che si cela dietro un eccomi, detto con profonda generosità e con coraggio non comune? La tua scelta, caro Lorenzo, ci interroga, ci sprona e ci incoraggia. Ci è donata la possibilità, la responsabilità e la gioia
di fare un bel passo in avanti nel nostro cammino di fede personale e comunitario. Abbiamo la grazia di vedere un'altra opera di Dio, il quale non si stanca mai di cercarci e di amarci, anche attraverso le tue mani che consacrano ed elevano, mani che benedicono e che assolvono, mani che nessuna pandemia potrà mai fermare finché saranno mani nelle mani di Dio. Grazie Lorenzo per questo tuo sì forte e totale. Quante cose belle sarebbero da dire, soprattutto da dirsi. Speriamo che i tuoi passi attraversino ancora le strade di questa comunità. Concludo citando un passaggio di Benedetto XVI nell'omelia della Messa Crismale del 13 aprile 2006, rivolta ai sacerdoti. Essere sacerdote significa diventare amico di Gesù Cristo e questo sempre di più con tutta la nostra esistenza. Carissimo Lorenzo, rimani sempre anche amico nostro. Spesso, in quest'ultimo anno, come similitudine del tempo che stiamo vivendo, è stata adoperata l'immagine della barca. Ci sono stati momenti difficili, di paura, a volte quasi impossibili da accettare. Eppure, la barca della nostra Chiesa ci ha sempre aiutato ad affrontare questi momenti. E noi con lei, navigato su ogni condizione di mare, portandoci in viaggio anche verso momenti di profonda gioia. Uno di questi è stata la tua ordinazione sacerdotale il 24 ottobre scorso. E oggi, finalmente, siamo qui con te a ringraziare il Signore per il dono che ci ha fatto, donandoci l'opportunità di condividere un tratto del nostro viaggio su questo mare della vita. È bello averti qui, avere celebrato con te l'Eucaristia, stretti come in un abbraccio intorno all'altare, e poterti ringraziare di persona per i segni di speranza, di fiducia, di entusiasmo che nei 3 anni trascorsi nelle nostre comunità hai lasciato in noi, che ci siamo sempre sentiti accolti e ascoltati da te. Grazie infatti perché ci hai dato testimonianza dell'amore del Padre che da te abbiamo sentito arrivare a noi, dei doni che possiedi, quello di comprendere, ascoltare e accogliere i fratelli è uno tra i più grandi. Ti vogliamo bene, Don Lorenzo, e spero che tu questo affetto lo sentirai ovunque sarai chiamato a svolgere il tuo ministero e con quella casula che le nostre comunità ti hanno donato, strumento e segno del tuo essere sacerdote, possa tu essere sempre testimone dell'amore di Dio nello spezzare il pane durante la celebrazione dell'Eucaristia. No, fermi tutti. Carissimo Don Lorenzo, la luce della Pasqua del Cristo risorto che abbiamo da poco celebrato illumini sempre il tuo cammino. E vogliamo infine rivolgere un saluto alla tua famiglia. Grazie anche ai tuoi genitori che sicuramente, pur in modi diversi, hanno fatto parte dei disegni e dei progetti di Dio sulla tua vita.
Caro Don Lorenzo, il periodo Caro Don Lorenzo, il periodo che hai trascorso con noi chierichetti e ministranti è stato davvero prezioso. Ci ha aiutati a vivere più profondamente il nostro servizio all'altare, accompagnandoci con la tua gioia, la tua passione e la tua diligenza. Ti ringraziamo per tutto quello che ci hai dato e ti auguriamo di poter seguire molti altri chierichetti e ministranti, simpatici come noi. Grazie di cuore. Caro Don Lorenzo, con la tua meravigliosa voce hai sempre cantato a tutte le messe, da quella del mattino a quella della sera, aiutandoci davvero a pregare 2 volte. Hai sempre sostenuto, incoraggiato ed apprezzato il lavoro che il coro Don Giovanni fa con dedizione e passione per animare le celebrazioni più solenni della nostra cattedrale, così come l'impegno del coro giovanile alle messe domenicali. Assieme a Don Carlo e con il sostegno di Don Graziano hai reso possibile il ritorno del coretto, che dopo tanti anni ha ripreso voce, risvegliando l'entusiasmo dei bambini e delle loro famiglie. Anche per tutto questo noi ti ringraziamo e ti vogliamo donare i preziosi spartiti dei canti del nostro amatissimo Don Giovanni, assieme al libretto dei canti domenicali, e ti auguriamo di continuare a scaldare con la tua meravigliosa voce i cuori di tutti i fedeli che incontrerai nel tuo cammino. Caro Don Lorenzo, ti consegniamo una borraccia con dell'acqua. L'acqua è l'elemento irrinunciabile per l'uomo. È vita, come per noi cristiani lo è anche la parola di Dio. La borraccia è il contenitore che consente la condivisione lungo la strada. È il mezzo che ci permette di imparare a farci prossimo al fratello in difficoltà, di fermarci comprendendo e facendo capire che non siamo soli, ma parte di un'umanità che ha bisogno di quell'amore che è apertura e servizio agli altri, in particolar modo verso chi è più debole, testimonianza viva del sacrificio del Cristo. Incontrarti sulla nostra strada è stata una grazia. Aver percorso un tratto insieme ha arricchito la nostra comunità. La traccia del tuo passaggio rimane in ciascuno di noi, speranzosi di un incontro nel Tempio del Creato per danzare ancora la vita. Ti stringiamo in un fraterno abbraccio, la comunità capi del Vittorio Veneto 1. L'incontro nel creato. Caro Don Lorenzo, con il tuo canto hai coinvolto l'intera comunità durante le varie celebrazioni, rendendo partecipi i fedeli. Il tuo impegno con i giovani ha reso vivi i vari gruppi, chierichetti, scout, cantorini, infondendo loro entusiasmo e voglia di partecipazione. Ringraziamo il Signore di aver messo te sul nostro cammino e ti assicuriamo, Don Lorenzo, che la nostra preghiera ti accompagnerà lungo il tuo cammino di sacerdote. Questo cartellone l'avevamo preparato per accompagnare il pranzo insieme. Non potendo più condividere questo momento di festa, te lo consegniamo come gioioso ricordo, la parrocchia della cattedrale.
Ora diamo voce, però attraverso un mezzo di comunicazione, quindi ci volgiamo in questa direzione, ad altre voci e saluti che possiamo seguire sempre restando seduti al nostro posto. Ciao Lorenzo, siamo molto contenti di essere con te domenica alla tua prima messa. Siamo molto felici del percorso fatto insieme e del tuo percorso all'interno del seminario. In bocca al lupo per tutto. Ciao! Ciao! Ti ringrazio, mio Signore, non ho più paura, perché con la mia mano nella mano degli amici miei cammino tra la gente della mia città e non mi sento più solo, non sento la stanchezza quando ti davanti a me, perché sulla mia strada ci sei tu. Ciao Lorenzo, finalmente qui tra noi. In nuove vesti? Grazie di tutto. Ciao Ciao. Lorenzo. Ciao Lorenzo. Ciao, Grazie di tutto. Grazie di tutto ciò che hai fatto per noi e ti auguriamo di andare avanti nel tuo percorso e di raggiungere per sempre la strada della felicità assieme a Dio. Ciao. Ciao. Ciao Don Lorenzo. Tanti auguri per il tuo primo incarico parrocchiale. Ciao. Ciao Don Lorenzo. Ciao. Ciao Don Lorenzo. Ciao Don Lorenzo, mentre ci stavamo preparando per questo piccolo augurio registrato, abbiamo ricordato che sei arrivato tra noi con Don Silvano e abbiamo messo questo sottofondo musicale proprio per ricordare anche lui. Tu conoscerai sicuramente la cantata 147 di Bach. E con questo sottofondo musicale volevamo augurarti ogni bene per il tuo ministero. Gioioso, fecondo e ricco di soddisfazioni per te e per chi ti incontrerà. Noi siamo emozionati e non vediamo l'ora di incontrarti domenica e lo sai che ti aspettiamo perché manca la tua firma nella tovaglia di casa nostra e speriamo che sia presto questo momento per gustare della tua amicizia, della tua presenza anche qui a casa nostra. Ciao Don Lorenzo. Tanti auguri. Ciao.
Mi sono scritto il grazie che vorrei dirvi, perché sennò in questo momento non avrei saputo come fare. Meno male che ci sono le mascherine e che gli uomini non si truccano, perché sennò sarebbe un problema. Permettetemi di dare voce alla gratitudine che c'è anche nel mio cuore in questo momento. Ricordo molto bene il giorno in cui mi è stato chiesto di svolgere il mio servizio in cattedrale, poi a Salsa. Sono stato da subito contento perché si trattava di toccare con mano il cuore pulsante della Chiesa diocesana e di questo ero onorato. Il Signore mi ha accompagnato da subito. Ho vissuto infatti un evento particolare durante un ritiro in castello del Vescovo. Mentre pregavo il Signore mi ha come detto: Lorenzo, non temere, io sono già lì che ti aspetto. A distanza di alcuni anni posso dire che è stato così. Ho toccato con mano la sua presenza nel cuore bello e appassionato di Don Silvano, che ancora adesso sento mio protettore nel cammino. Mi ha accompagnato attraverso Don Fabrizio, Don Carlo, Don Mirko. Mi ha dato in Don Graziano una figura di padre attento, profondo e delicato. L'ho visto presente in quel gruppo di giovani che mi è stato affidato da subito, insieme a Maria, che so continuare bene il suo cammino. E poi in tutti gli altri giovani che si sono aggiunti in modo diverso attraverso il Grest, la Gesci, che ringrazio perché mi ha aiutato a sporcarmi le mani, e ci vuole, grazie. E poi nelle varie attività del patronato, il catechismo soprattutto. Mi sono lasciato cullare in questi 3 anni dalla musica del coro Don Giovanni della Giustina, che sì, ho apprezzato e mi manca, devo dire la verità, ma anche del coro giovane, prima, e dall'entusiasmo del coretto dei bambini, che oggi siete una meraviglia. Grazie. Ho toccato con mano la presenza di Gesù nelle belle famiglie incontrate in queste 2 comunità, negli adulti e anziani che mi hanno sostenuto con la loro gioia nelle vicende profonde e toccanti di alcuni ammalati che ho visitato. In modo particolare desidero ringraziarlo perché in alcuni casi, che custodisco gelosamente nel mio cuore, si è servito di me per portare un po' della sua salvezza. Ad oggi posso dire che il Signore ha mantenuto la promessa. Egli era già qui e si è fatto sentire non poco. Di questo ringrazio voi, parrocchie di Ceneda e di Salsa, che vi siete fatte strumento della mia crescita vocazionale. Se sono prete e prete contento è anche merito vostro. Grazie di cuore. Ora vedete questi 2 candelieri posti sull'altare. Don Lorenzo ha voluto donarli alla cattedrale in questa occasione, sapeva che c'era bisogno e siamo davvero grati di questo bel dono che arricchisce il nostro altare e le celebrazioni e conserva anche il ricordo di te e della tua presenza tra noi. Siamo a concludere questo momento, però lasciando anche lo spazio per un contatto ravvicinato con le dovute maniere, come si ha da fare in questo tempo, con lui per salutarlo. E allora Don Lorenzo si fermerà qui davanti all'altare. Prima ci sarà il canto finale. Si fermerà qui davanti all'altare e a mo' di processione eucaristica, come facciamo per la comunione, ecco, possiamo avvicinarci, salutarlo, una parola, una foto e quant'altro. Ecco, riceveremo forse anche un santino ricordo all'uscita dalla chiesa, o qui, con quell'immagine lassù, proprio, e del Cristo, del Cristo Re. Ecco, il canto riempia i cuori.